qui ci stiamo estinguendo. Ci stiamo estinguendo perché dagli ultimi dati del SER, del Servizio Epidemiologico Regionale, noi vediamo che le gravidanze c'è una denatalità. I dati sono chiari. Nella Marca, come in Veneto, in 10 anni c'è stato un calo del 28% delle nascite, come dire che più di una culla su 4 è rimasta vuota. A questo va sommato il calo costante delle coppie fertili, sceso al 68%. I dati dicono che ormai anche nel Veneto, e in particolare in provincia di Treviso, la media è di 1,36 bambini per donna e l'età si sta alzando da 32 a 33 anni. Del resto già in natura, in età fertile, la probabilità media di una gravidanza è del 25%, che scende progressivamente con gli anni. Ecco perché su 100 coppie trevigiane almeno 40 si rivolgono al medico per avere un bambino. Ma anche qui c'è una sorpresa. La PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, ha solo il 23% di probabilità di successo, mentre successi maggiori sono ottenuti seguendo naturalmente la coppia. L'esperienza di un anno è stata fatta dall'ULS-2 su 2 gruppi di coppie. Coppie che seguivano la procreazione medicalmente assistita e un altro gruppo invece che seguiva i metodi naturali. Ebbene, abbiamo visto che il gruppo che seguiva i metodi naturali, naturalmente coppie che hanno un'infertilità inspiegata, quindi non con patologia organica, abbiamo visto che il gruppo che ha seguito i metodi naturali ha avuto più del 50% entro un anno una gravidanza. Dietro a questo dato sono davvero tanti i fattori e tra questi il forte impegno che le donne di oggi affrontano nella società. Per questo l'ULS-2, con il Centro della Famiglia, ha istituito il primo corso per il consulente di coppia con queste finalità. Farà un po' da accompagnatore, da sintesi, in modo che la coppia possa incontrare i vari professionisti. Una denatalità che non verrà coperta con l'immigrazione, perché anche le donne straniere tendono ad avere meno figli. E tra i luoghi comuni da sfatare c'è la natalità di chi proviene dall'Africa. Anche loro si stanno parzialmente occidentalizzando, in che modo? Questo perché cominciano ad avere meno figli rispetto a un tempo.